Signore, che bello! Signore e signori, ben ritrovati su questo canale. Sono contento che siate di nuovo qui con me a tenermi compagnia in questo mini giro che faremo oggi in un ritaglio di tempo che si crea tra un lavoro e l'altro. Oggi siamo in direzione Tarvisio, ma non faremo la statale né l'autostrada per arrivarci, bensì raggiungeremo la località di Chiusaforte e saliremo per Sella Nevea. Sella Nevea in inverno è meta sciistica, mentre in estate diventa meta motociclistica ma anche ciclistica. Infatti qualche anno fa è salito il Giro d'Italia per questa strada, perciò vuol dire che in alcuni punti si spera che abbiano sistemato l'asfalto, e oltre a questo si può anche raggiungere gli altipiani del Montasio, posto molto bello, molto caratteristico. Caratteristica. Fortunatamente la strada statale che porta fino a Tarvisio non sarà tutta curve, ma non è nemmeno tutto un rettilineo, quindi abbiamo questi curvoni molto veloci, una strada bella larga, più che altro perché permette il deposito della neve in inverno. Bene, qui procediamo in direzione Sella Nevea. Per ora sembrerebbe che abbia fatto la scelta giusta per percorrere questa strada, in quanto nuvole minacciose non ce n'è, la strada è tutta all'ombra, si sente questo profumo di bosco, ma mamma mia. Comunque guardate, è proprio vero, nel momento in cui sali in sella la tua moto, prendi e vai senza neanche avere tanto le idee chiare in testa, perché sei reduce da una settimana o settimane di inferno a lavoro, tempo un quarto d'ora, via, spariscono tutti i pensieri, preoccupazioni, proprio è veramente un toccasana. Porco Giuda, che buca! Porca miseria! Oh, non si vedeva, Che stecca che mi ha tirato! Mamma mia, che fresco! Si sta di un bene che non avete un'idea. Si sta bene un tot, vecchio. Se tutto va bene, non ci limiteremo ad arrivare a Sella Nevea, ma proseguiremo in direzione Cave del Predil e dopodiché andremo avanti per sconfinare in Austria e raggiungere una meta motociclistica che è nel cuore di tutti gli harleisti, e non, direi. Proviamoci. Guarda che roba. Ciao. E siamo arrivati a Sella Nevea. Di là c'è il parco Avventura con anche tutto il parcheggio per l'impianto di risalita, qua tutta una serie di parco giochi, di hotel, ristoranti, meta prevalentemente turistica. Fortunatamente c'è ancora qualcuno che mette il cartello Bikers Welcome, cosa che apparentemente è sempre più rara, mentre per quella stradina si sale fino agli altipiani del Montasio. Un giorno vi ci porto, anche se mi auguro che ci veniate voi con i vostri mezzi.
finisce Sella Nevea, prendiamo la strada che porta a Cave del Predil. Tra poco qua adesso dovremmo iniziare a vedere il lago di Cave, in teoria. Queste zone sono state teatro di guerra, siamo nelle immediate vicinanze del confine austriaco e del confine sloveno, e mi era capitato una volta che quando ero venuto qui un pomeriggio a fare un giro di beccare un signore del luogo, mai visto prima, che mi ha raccontato di dove erano posizionati tutti gli avamposti militari su quelle montagne, perché qua il lago è totalmente contornato da montagne. Infatti in alcuni punti si vede tipo le feritoie per i fucili o per i cannoni. Ora noi non procederemo per la Slovenia, ma procederemo verso l'Austria. Tranquilla, Benvenuti in Austria, willkommen in Österreich. In realtà non è che so tedesco, sono tipo 2 o 3 parole che si aveva ripetuto il sedimento alle scuole e ordinando avere da mangiare. Fine. Via dalla statale e andiamo di qua verso Fack am See. Ci sono 2 strade per arrivare a Fackersee, una è quella che stiamo facendo e l'altra è arrivando da Villacco, che non è molto lontana. Io vi consiglio quella che abbiamo fatto noi adesso, perché si passa in mezzo a paesini, è più libera di traffico e tutto il resto, ma soprattutto perché c'è l'iconica moto di ferro qua sulla rotonda subito prima di arrivare al lago. Bene, ora che siamo qui, parliamo un po' di European Bike Week. Era l'evento più grande d'Europa e uno degli eventi più grandi al mondo, assieme a Sturgis e compagnia. Tutto questo piazzale che abbiamo appena passato e il prato negli anni sono sempre stati stracolmi di moto. I richiami al mondo motociclistico sono tanti, ma sono meno rispetto agli anni passati. Evento che molto molto bello negli anni, evento a cui ho partecipato un bel po' di anni, è sempre stato molto bello, ma le ultime edizioni hanno secondo me perso un po' di brio. Sono andato un po' sottotono. Voi direte il Covid. No, perché vada che l'ultima edizione era stata fatta in versione estremamente ridotta per via delle norme estremamente stringenti che hanno applicato qua nell'Austria. L'edizione prima ancora era stata annullata a causa Covid, ma il problema nasce prima ancora, perché anche confrontandomi con i miei amici e altre persone che hanno frequentato questo raduno, sono aumentate parecchio è aumentato parecchio il costo di tutto. Non che prima fosse stato sempre economico, però quantomeno diciamo che arrivavi su, ti bevevi la tua biretta a 2,50 €, mangiavi il panino, cioè sempre più economico dell'Italia. Erano un po' cari gli accessori, i vestiti, quelle robe lì, ma come ovunque alla fine quando si va a vedere qualcosa di originale Harley Davidson. Però negli ultimi 3 anni hanno aumentato esponenzialmente un po' tutto, anche in questa parte qui. Qua adesso stiamo arrivando al Strand Camping Garnights, come vedete ci sono sempre moto, e tutto questo piazzale qui era stracolmo di vari stand, di bere, di mangiare, di moto. Veramente bello come evento, Però la regione Carinzia secondo me ha approfittato un po' troppo di questo trend. Ora io mi auguro che l'edizione di quest'anno, del 2022, ritorni alla vecchia gloria, perché merita veramente un sacco.
perché c'era veramente, vedevi di tutto e arrivava gente da tutto il mondo, una roba che è difficile vedere. Adesso questo evento non è più tra i più grandi d'Europa, lo è diventato invece la Italian Bike Week o Biker Fest di Lignano Savedoro in Italia, quindi da questo punto di vista bene, che almeno abbiamo un evento di questo tipo in casa. Però d'altro canto un po' mi dispiace per l'Austria, nonostante gli austriaci nei confronti degli italiani non è che siano dei cuccioli di Labrador, ecco, mettiamola così. Da ora in poi mi aspetteranno soltanto noiosissime statali con altrettanti noiosissimi rettilinei, perciò io direi che anche questo episodio può finire qui e che ci rivediamo in un prossimo video. Probabilmente uscirà domenica alle ore 11, ma non ne sono sicuro. Nel dubbio direi che potresti iscriverti al canale cliccando il pulsante iscriviti qua sotto e volendo anche attivare la campanellina. Se poi questo video ti è piaciuto puoi anche cliccare sul tasto mi piace, così riesco a capire se il video è piaciuto oppure se ti ha fatto schifo. Il mio obiettivo è quello di migliorare sempre di più il contenuto che sto caricando. Ci risentiamo presto.